Tempo mi presento, mancano ancora alcune persone, ma le aspettiamo ancora qualche minuto. Io mi chiamo Maria Chiara Ciaccheri, lavoro in maniera indipendente, mi occupo soprattutto di accessibilità, ma anche di progettazione partecipata, e fra le diverse organizzazioni con cui collaboro c'è Abicittà, di cui avete ricevuto probabilmente la cartolina. E con Abicittà facciamo soprattutto formazione al personale museale su temi legati alle metodologie dell'apprendimento, all'accessibilità e a pratiche per l'inclusione sociale all'interno del museo, e facciamo molta facilitazione, perché Abicittà poi non si occupa soltanto di musei, ma si occupa sostanzialmente di attivazione dal basso, e quindi la pratica della facilitazione, che cerca di muoversi fra pari, è decisamente il nostro metodo. Allora, l'idea di oggi è stata quella, appunto, l'idea di definire un workshop al termine di questo convegno. È nata insieme a Fondazione Querini Stampalia, perché sentivamo l'esigenza, appunto, rispetto ad un tema così specifico che si definisce quale dialogo, parliamo di comunicazione in questo senso, davvero reciproco. Ci piaceva offrire l'opportunità a tutti i partecipanti davvero di mettersi in discussione, confrontarsi, rielaborare e sintetizzare in maniera critica i contenuti, socializzare, perché forse è anche un aspetto di valore rispetto a tutte queste occasioni formative che incontriamo, ma anche aver modo di confrontarsi con tutti questi temi in chiave metaforica, e lo capirete a breve. Dunque, ognuno di voi, dicevamo, dovrebbe aver ricevuto dei fogli e parto con la prima richiesta, se ci siete. Sì, potete usare. No, allora, se avete i fogli bianchi è meglio, perché sono mobili e sono. Al- Esatto, se qualcuno non ha il foglio si può già iniziare pratiche di condivisione, passate pure ai colleghi che non ce l'hanno. Va benissimo, sì. Per ora basta uno. Una cooperativa sociale di tipo B. B, sì. Che ha sede a Milano, però lavora in tutta Italia. Ah, ok. Ah, va bene. Allora, dopo mi racconti. Allora, ci siete, scusate. La prima richiesta è questa. Avete 5 minuti, dovrete essere sintetici. Vi chiedo di scrivere su un foglio bianco 5 temi, 5 questioni che ritenete siano prioritarie fra tutte quelle ascoltate oggi. Avete 5 minuti, fra 4 minuti vi ricordo che ne manca uno. Spero che la consegna sia chiara per tutti, però ad occhio mi verrebbe da dire di sì.
Manca 1 minuto e mezzo adesso. Ci siete? Ok. Allora, la domanda, evidentemente parafrasata in altro modo, è: che cosa avete sentito quest'oggi di davvero importante? Che cosa è importante per voi rispetto alla vostra, che ha confermato la vostra esperienza o che l'ha contraddetta magari in maniera epifanica, se avete sentito qualcosa che vi ha illuminato. 5 punti, ok? Ognuno per sé. Quello che facciamo adesso è lavorare a coppie. Le coppie, per semplicità, vanno per file, che significa le persone che stanno le prime 2 file a sinistra, le 2 file centrali, le 2 file a destra. Insieme dovete mettervi d'accordo e sceglierne 7 di questioni importanti, fra le 10 che avete scritto assieme. È chiaro? Non basterà evidentemente sommarle, bisognerà proprio scegliere e bisognerà, scusate, comunicazione, ascolto, dovrete trovare un metodo, ci sono più metodi, pensateci, avete in questo caso 7 minuti. È chiaro? È tutto chiaro? Ah, certo, ok. Ah, perfetto, mi sento. Grazie. Va bene. Ok. Questo non interferisce. Questo non interferisce. No, magari non parla proprio per me. Benissimo. Fatti ascoltare. Credo di non potermela più giocare questa cosa, stiamo parlando di comunicazione.
Avete ancora 2 minuti. Avete ancora 2 minuti. Devo tenerlo più vicino. Ok, stiamo per chiudere. Vi chiederei di concludere la frase che stavate scrivendo o comunque di terminare, il tempo è scaduto. Perché poi uno si appassiona nella conversazione, io lo so, ma... Ok. Va bene. Dunque, evidentemente la difficoltà va in crescendo e poi anche di questo ne parliamo. State sempre più mettendo a fuoco il punto per cui, concentrandovi su quelle che possono essere le questioni significative, e già a partire da questo scatto, questo confronto immagino sia stato interessante aprirsi a questioni che magari non avevate considerato. E la difficoltà adesso aumenta in maniera esponenziale. Faccio una premessa: questo workshop evidentemente sarebbe stato molto diverso se ci fossimo trovati in un altro spazio. Qui abbiamo una serie di difficoltà che sono proprio tecniche, però abbiamo deciso di sfruttarle, di sfidarle fino alla fine. Allora, gruppi di 6 persone. Gruppi di 6 persone sono le file delle poltrone sulle quali siete seduti. A questo punto, allora, il tempo aumenta la confusione, per cui fate attenzione, e il tempo parte ora. Quando mancano 5 minuti io ve lo ricordo.
Mancano adesso 5 minuti. Allora, scusate, manca un minuto.
Ok. Ok, scusate. Scusate. No, perché nelle aspettative è potentissimo intervenire per ultimi dopo una giornata tutta dedicata alla comunicazione, che se uno a quella cosa lì non fa attenzione è come se... detto questo, allora, tutto quello che stiamo facendo evidentemente è funzionale poi a un debriefing dell'attività e a un risultato di contenuto. E questi della prima fila sono appassionatissimi, no? Irrefrenabili. Allora, scusate, dunque, c'è un ultimo passaggio, evidentemente siamo persone, parlo anche per i miei colleghi con i quali ho progettato questa attività, dotate di buon senso, per cui non è che andremo avanti all'infinito. C'è ancora un altro passaggio che è estremamente complesso, dopodiché vi suggerirò come condividere con tutti, cercheremo di condividere con tutti la sintesi delle vostre considerazioni, in modo tale da portarci a casa davvero un elenco finale di 10, che noi sappiamo benissimo non sono definitive, non sono risposte, sono questioni aperte, possono essere antitetiche fra loro, non è detto che diano una cornice rappresentativa, però sono sicuramente delle questioni che raccontano un po' insomma questo gruppo che partecipa al workshop. Suspense. Ok, dopo di questa basta, davvero. Però ci serve perché non possiamo pensare di chiudere nella frammentarietà di tutti questi gruppi. Dodici persone evidentemente sono due file che lavorano assieme. Di nuovo è una questione di metodo.
Di cazzeggio. Insomma, amica. Yes, ci piace, ci piace. Mi fa bene, no? Temevo moltissimo, Me l'ha detto Federica, è stato stranissimo. Ha preso anche Cristina senza accorto, no? Ah no, parli di Palazzo. no, del Civici. Dici. Sì, No, vabbè, no. Ma perché? Io non ho ancora mandato la povera Anna Maria mia odierà per il resto dei giorni. Tu l'hai mandato a settembre. No, vabbè, io poi in quei giorni lì è successo, ma poi non sono riuscita. E poi l'11 c'era questa cosa della consulta stamattina che sta a Callo, vuoi andare tu? Che ha più senso. Domani? No. Allora, se non mi incontro, in realtà dobbiamo annullare la parola, però meno male che sapevamo già, nel senso. Meno male che io l'ho domandato, gli ho detto stamattina non posso venire perché, voglio dire... Meno male che lo vedi. Sì, magari mi sarei organizzata per venire. Cioè, vabbè. E niente, per cui così, diciamo, una situazione un po' surreale. Ma c'è del gelo nel frattempo? Dove? Cioè sì, non l'ho visto. No, quella cosa lì non è Carlo, no, hanno tirato un suo contenuto veramente una roba personale assurda. Sì, ma Solo che appunto, allora questi invece vediamo però anche con Carlo si diceva che evidentemente da un punto di vista personale si spiace. Sul fronte dei contenuti che sono da fare con Carlo la linea, non è che c'è sì, no, infatti. Non è professionale, qua dobbiamo, se vogliamo rimettere i paletti ci deve essere... Mercoledì. Domani. Ah no, loro no, non lo so.
metodo. Ciao. Saluto un attimo. Mancano 5 minuti. Che dice, perché io lo volevo dirottare lunedì a Torino, ma poi non mi ha fatto più sapere. Allora, non si sa adesso così. Vabbè. Adesso ho Islanda 2014, quando avevo saputo che la collezione non mi rinnovavano il contratto, io ho iniziato a sperperare vestiti, occhiali da sole. Capito? Poi Ninetta, sempre la famosa nonna, diceva che tu nei momenti peggiori devi dopo curarti al massimo, cioè devi riuscire a raggiungere, cioè devi parlare da te. Quindi io l'ho adottata, lei mi ha salvato quella mattina, cioè io ogni tanto le parlo, quella mattina uscì, ciao nonnina, la fotografia e secondo me. Vabbè. No, è pesante questa storia, perché lei poi mi ha chiamato, poi è stata clemente con me, come via il fatto che non stavo bene. Cioè, tra l'altro io poi non ho finito di seguire quella riunione, quindi non sapevo neanche che cavolo era successo. È assurdo, perché poi abbiamo parlato un po' di lei, era associatissimo, quindi continuava a uscire a fumare, capiti in difficoltà, però non riusciva a tenere una posizione sullo stesso piano. Quindi anche un po' impari, un po' anche Carlo, questa cosa secondo me non è corretta per certi versi, perché adesso non ce l'ho sotto lei, quindi la sento personale. No, parliamo di contenuti, non serve la direzione, proteggi quel tuo ruolo. Non Sì, è andato punto bene, la che poi sua anche lì professionale. non è andato bene, però dovevi per sé anche Tu dare delle indicazioni di su rinnovare. su cosa fare o niente. Ma poi questa cosa ti volevo chiedere, tu hai mandato la fattura per. Noi avevamo una fattura il 31 ottobre di Genova, Veneria, quindi ce ne Lei ha lasciato un indirizzo email, nel senso che poi l'idea di mandare a tutti i partecipanti un saluto in modo che annunciare tutti i donatori del nostro convegno. Perché lei è Un minuto e chiudiamo questa parte. Un minuto e mezzo. Chiedono un minuto e mezzo.
ormai è finito tutto. Aurora. Poi costa aereo. Cioè io non avevo preparato nulla oggi, non sapevo neanche bene esattamente. D'accordo. Ho chiamato Silvia l'altro giorno per dire, ma mi dici, fammi... Forse. Inizia a passare più di questi frasi baroccheggianti, sì, vabbè. Non parlo del presente, non parlo Vai. Ok, allora, va bene? Allora, molte grazie per la pazienza e per esservi prestati a questo esercizio. Ovviamente, allora, non è del tutto finito, ma si è conclusa questa fase di grande negoziazione dei contenuti. Ora, prima di dire qualcosa in più rispetto allo specifico dell'attività, vi chiedo questo, davvero 2 minuti, ogni gruppo scelga un portavoce che poi restituisca in plenaria, e anche lì troviamo un modo, le priorità del vostro gruppo. Allora capirò che avete trovato tutti i portavoce nel momento in cui ci sarà silenzio. Mamma mia, sarei un insegnante terribile. Ok, va bene, allora forse ci siamo. Dunque, vi abbiamo chiesto di prendere parte a questa attività, che evidentemente è un gioco anche abbastanza classico della facilitazione, perché ci sembrava che sullo specifico di questi temi potesse essere anche molto visibile come metafora. Io vi invito anche a pensarci davvero nei prossimi giorni. Abbiamo messo a punto quelle che sono una serie di spunti che richiamano alcuni dei temi emersi in questa giornata, che proprio la metodologia, insomma questo processo che abbiamo affrontato un po' ci chiama a ripensare. Vabbè, banale, la comunicazione è complessa, lo sapevamo, l'ascolto però è prioritario, non possiamo farne a meno. Declinate tutto questo in una chiave museale. Nell'esperienza nella giornata di oggi sono uscite diversi casi dove si racconta la fatica di mettere in atto una serie di scelte che ci impongono di metterci in ascolto sia da un punto di vista interno di confronto, sia soprattutto nella differenziazione di un mondo esterno che è sempre più differenziato. Un tema è forse, soprattutto all'interno, definirne delle regole, per cui la comunicazione forse è il grande potenziale, ma il grande potenziale anche dell'accessibilità è quello che ci obbliga a immaginare nuove modalità davvero di gestione interna, di confronto fra colleghi, di ridefinizione anche di che cos'è la leadership e che cosa è un valore. Vi sarete accorti, al crescere degli interlocutori cresce la complessità, e questo è proprio un dato. Parliamo di gruppi di lavoro interdisciplinari, che oggi è un tema che è emerso frequentemente, così come parliamo di pubblici che sono sempre diversi. I rumori di fondo. Vabbè, in questo gruppo, e mi riferisco a tutti voi, siete stati estremamente bravi, probabilmente l'acustica di questo auditorium aiuta. Io personalmente temevo il peggio. Dato l'obiettivo, resistere ai rumori di fondo, che significa le urgenze di gestione a cui tutti siamo sottoposti, o anche delle resistenze, chi lo sa, interne o esterne, ci è proprio richiesto, ma proprio perché sappiamo che una giornata come oggi, i temi affrontati oggi sono più importanti. E infine una questione che ha a che fare con
con processi di democratizzazione e che una soluzione condivisa è sempre possibile e noi a questo difficilmente pensiamo, per cui ci si incaponisce molto nelle discussioni su cosa è prioritario, su cosa è giusto, però quello che è il problem solving ci insegna che un punto di contatto significativo per tutti gli interlocutori può essere sempre trovato e questo è proprio una forse delle considerazioni più essenziali che vuole emergere dalla giornata di oggi e da questa attività. Per finire, avete ancora un po' di pochissima energia? Sì. Ci piacerebbe che voi poteste portarvi a casa un elenco di 10 punti, un elenco sappiamo bene che non vale niente quando ci riferiamo alla complessità, però un promemoria che vi verrà peraltro inviato, se avete lasciato la vostra email in fase di registrazione, vi verrà poi inviato settimana prossima in modo tale che possiate ricordarvi. Quindi, quelli che sono i portavoce, se mi raggiungono, se vengono qui con le loro 10 proposte, troviamo una modalità. Allora, procediamo così. Questo è un metodo che di solito si usa per il metaplan. Il metaplan è quell'attività che si fa con i post-it dove si mettono insieme le idee. Allora, si parte, tutti voi avrete scritto cose diverse e avrete sicuramente scritto anche cose piuttosto simili. Vi chiedo davvero massima flessibilità, che significa che se cambia un plurale o un singolare, se cambia l'articolo che avete messo davanti, non dite la mia frase è diversa, facciamo che è piuttosto, andiamo sui contenuti. E, inizia Irene, che ce ne legge una di priorità. Questa cosa vediamo di tenerla abbastanza sintetica, per cui resistete e vuole essere comunque lo spunto. Adesso sono le 5:15 per una chiusura finale, in modo tale che ci sia davvero modo di articolare un discorso di chiusura e di saluti. Inizia Irene, legge una sua priorità, se qualcuno, tutte le frasi che avete scritto anche voi simili, non consideratele più, andiamo avanti con altre, ok? E proviamo a scriverne 10 in questo modo. Allora, la prima diremmo il tempo di fruizione dell'opera, cioè soffermare l'attenzione su pochi pezzi lasciando al visitatore libero di saltarne una pluralità poi che magari può ripetere la collezione. Sempre relativo invece all'argomento. Sì. E sempre relativo al discorso del tempo, che il tempo venga dedicato a singoli progetti di qualità, cioè è vero che ai musei viene spesso richiesto un numero ampio di visitatori, ma il soffermarsi sull'idea di un progetto che sia magari con un numero ridotto di partecipanti ma con una qualità più alta potrebbe essere una priorità importante per la struttura. Il terzo è la continuità nello sviluppo dei progetti, quindi che quando si inizia ad avere un progetto venga portato avanti. Poi abbiamo la dimensione sociale, ovvero è il concetto di avere ben presente quella che è la pluralità della società in cui si vive. Noi abbiamo cercato di sintetizzare tutte le tematiche pertinenti alle diversità sia a livello culturale che fisico nel fatto di tenere a mente la società nella quale si vive. E questo, ok, ancora più sintetico, quella giusta non scelta infatti. Poi la progettazione pratica, quindi che ha questa dimensione sociale ideale, segue anche una progettazione di universal design, quindi un'accessibilità universale in questo senso.
Poi la condivisione della mission a livello progettuale, che poi si sviluppa in una formazione del personale che non si trovi alla fine ad avere un progetto, ma che sia partecipe in fase di progettazione. Osare, quindi un orientamento al cambiamento. La circolarità, che prevede l'idea di coinvolgimento del pubblico partendo da un ascolto, che era uno dei primi punti emersi oggi, la verifica dei risultati e la eventuale riprogettazione, anzi la quasi sicura riprogettazione del museo. La contemporaneità del museo, che si può ricollegare anche all'idea di dimensione sociale, quindi essere pertinenti all'epoca in cui si vive, e il 10° punto è vuoto, perché ci può sempre essere una priorità dell'ultimo momento. Io aggiungo solo quelli diversi e sono l'integrazione del museo con la città, la multidisciplinarietà totale, sia quindi dello staff che dei contenuti, declinare nuovi linguaggi e attenzioni per i pubblici potenziali. Poi noi abbiamo messo una etichetta accessibilità totale. Ah, ok, sì. Okay. E l'ultimo era attenzione per i pubblici potenziali. Eccomi qua. Sì, ok, alcune erano abbastanza simili, quindi le ho tolte. Allora, la prima che avevamo indicato era la formazione degli operatori. Poi, formazione degli operatori forse intesa anche come le professionalità adeguate, la presenza di professionalità adeguate. E poi forse c'era già nel senso di accessibilità totale, quindi inclusione e abbattimento delle barriere, diciamo così. Raccontare il museo come contenitore inserito, quindi la storia del museo inserita nella contemporaneità. C'è già, ok. Brutale reperimento delle risorse. Il rapporto col territorio l'abbiamo anche detto, no? E la necessità di unire le nuove tecnologie con il contenuto, che molto spesso è difficile da realizzare. Grazie. L'unica che alla fine, secondo noi, di tutto l'elenco che avevamo segnato è rimasta è sì la condivisione dei progetti, come c'è scritto, però con degli enti, quindi magari con delle università, con aziende, quindi basta. Sì, anche noi avevamo messo fare sistema, molto generale, governance non solo interna ma proprio dalle istituzioni e dallo Stato, la valorizzazione, che ci sembrava un box molto generale per nuovi linguaggi, narrazioni eccetera, che sono state dette, e la dimensione del benessere culturale come dimensione del benessere. È questo. Ah no, diciamo. La dimensione sociale, benessere culturale, forse possono essere assimilati. E l'autorevolezza di quello che si racconta. Allora, intanto è sempre più difficile trovare cose non dette. Noi abbiamo parlato di progettazione integrata e partecipata, della profilazione dei pubblici attuali e potenziali,
Sì, è vero. E nell'ambito dei linguaggi del museo come ipertesto. Il digitale si è già citato. Il riconoscimento delle specifiche competenze, quindi non solamente la necessità ma anche il riconoscimento all'interno del team. Sì. Basta, adesso già detto. Anche noi quasi tutti i temi sono già stati toccati, mi sembra rimanga fuori un argomento che aveva fatto presente anche Bradburn, ovvero il concetto di valorizzare al posto di quello il focus sulla valorizzazione piuttosto che sulla sola tutela. Va bene, un maggior dialogo e ascolto, ma mi sembra sia un po' toccato da altri punti, e quindi direi non disperdere e valorizzare l'identità del singolo museo. E poi gli altri più o meno sono già stati detti. Allora, dunque, abbiamo perso il metodo Metaplan nel mentre, ma cosa? Questo è venuto anche meglio perché sono stati tutti bravi e molto sintetici sì, ed era uno di quei casi in cui vale la pena cedere alla flessibilità. Allora, capite bene che tutte questi 20 temi che avete segnalato tengono livelli diversi. Forse potrebbe avere senso distinguerli, e quindi mi verrebbe da chiedervi quale traccia vogliamo tenere. Che significa? Sì, chiaro. Benissimo. Per più qualità, continuativi. Attenzione alla progettazione di qualità e continuativa. Allora, siete d'accordo che la progettazione di qualità sia quella che rispetta un ciclo di progetto corretto e quindi include anche la valutazione? Ok, attenzione alla progettazione. Sì, chiaro. Che traccia teniamo? Allora, il tema è questo. Ci sono alcune che evidentemente sono delle incitazioni, che so io, osare. Osare sta su un piano che è evidentemente diverso da fare attenzione alla progettazione di qualità, così come il tempo di fruizione dell'opera. Stiamo passando da un macro a un micro, per alcune c'è un focus sul visitatore. Evidentemente questa è la complessità del tema della comunicazione, perché ha accezioni diverse a seconda del livello al quale facciamo riferimento. Però io qui sto come facilitatrice, non è che... Certo.
No, mi paiono tutte considerazioni pertinentissime, grazie. E c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcos'altro? Ok. Dunque, allora, sicuramente il tema su quali di questi temi, che evidentemente sono generali, rischiano di apparire anche parole svuotate, che è un po' il tema delle proposte di qualità. È un discorso, così come gli ambiti sui quali non abbiamo potere di azione, se la governance è irraggiungibile. Per cui sì, forse in questo caso ridecliniamoci su un ambito macro che sia però di nostra competenza all'interno delle singole istituzioni, posto che poi evidentemente i singoli ruoli ne determinano anche l'autorità. E il resto non lo eliminiamo. Vi chiedo però di rimettere a fuoco il tema specifico. Ora, questa comunicazione che è declinata, oggi abbiamo parlato proprio di spazio del museo, quanto racconta una didascalia. Noi abbiamo fatto appunto questo corso qui che era le metafore della didascalia in Querini, dove quel dispositivo di fatto è metafora di un ambiente che è un sistema semiotico, appunto, come ci siamo detti oggi, dove tutto significa. La comunicazione è quello spazio di incontro col visitatore, di fatto, perché è questo luogo che dialoga con un di fuori, e quel di fuori però presuppone poi anche altre azioni all'interno. Terrei un macro, andrei per alzata di mano proposte, cerchiamo di scioglierla in breve, dopodiché una riflessione su questi temi, vediamo di riportarvela, se ci riconsegnate tutti le vostre liste che avete scritto, proviamo a tracciare un discorso più ampio ma sintetico. Va bene, quindi sono le 5:28, per alzata di mano, se ci diamo un quarto d'ora vediamo di sciogliere questa lista sono meno di 19, no, perché questi numeri non si sono riaggiornati, dovrebbero essere più o meno 16 o 17, le facciamo diventare 10. 18. Forse 3. Sì, fate girare anche qui. Posso chiedere a qualcuno? Attenzione alla dimensione sociale, e poi c'era attenzione ai pubblici potenziali, penso che possano essere sintetizzati come un unico punto. Allora. Tu pensi che analisi e mission non possano essere comunque in qualche modo correlate? Sì, però l'analisi la fai in base già a comunque uno studio che vuoi fare per arrivare a un obiettivo. Sì. Allora, scusate, evidentemente questa attività poi voleva essere anche provocatoria e quindi poi generare tutto questo, però siccome io so che anche siete stanchi, facciamo che andiamo un po' per esclusione. Le cose che siamo certi non che non ci convincono, perché tutto ci convince, cioè osare è maledettamente necessario e forse va tenuto, però il discorso più di tutto, il discorso è capire cosa semplicemente in questo elenco di traccia secondo voi si può togliere. Posto sempre il discorso che siamo in uno spazio di quelli che si definiscono safe, per cui nulla è personale. Allora, La sostenibilità potrebbe essere inserita nell'attenzione alla progettazione. giusto, lo dicevamo già prima. Sì, certo.
Il primo punto, nel senso che è molto specifico rispetto all'ampiezza di... Sì. Sì. Sì, resta comunque un tema contraddittorio questo del tempo di fruizione. Comunque, siamo d'accordo. Scusate, contemporaneo ed estemporaneo? Sì, siamo d'accordo che sono due cose diverse, eh? Scusi? Ok, essere estemporanei, usando, lo mettiamo un po' così. Poi questi sono tutti dei claim che andranno su delle magliette che... Poi è evidente che non abbiamo bisogno degli slogan, eh? Interdisciplinarità, dicevamo, e contemporaneità. Ci sono molte opposizioni. Scusate, attenzione all'identità del singolo museo nel rispetto e nella ridefinizione della propria mission. Siamo quasi. Sta togliendo? L'ultima.
È che l'osando l'abbiamo già usato. Sì, a meno che, come si diceva prima, contemporaneo e interdisciplinare. Scusate, dicevamo no. No, qui si oppongono. A questo punto la domanda diventa: che cosa vuol dire essere contemporaneo? Può essere? Unire l'accessibilità alla dimensione sociale? Ah, perché essere estemporaneo usando dite un po'... è troppo. Usare... Dicono dalla prima fila che usare non si può togliere. Ah, bello. Qua... Ok, va bene. Allora, bravi. Avrete modo evidentemente di ripensare a tutto quello che avete sentito oggi. Non saranno queste 10 frasi messe in fila che valgono come bicino per tutto. Grazie al signore della prima fila che è stato bravissimo. Prego. No, ma è stato bravo, utilissimo. Tutto questo sono decine di libri e di anni di esperienza e di anni che ci aspettano. Insomma, grazie a tutti per esservi prestati a questo esperimento. Ridateci i fogli, noi li leggeremo avidamente e vi scriviamo. Vai. Sì, dateci quello che volete. Vai. Datemi tutto. È un lungo viaggio verso Milano.